Gli abitanti di Bordano lo chiamano Mont Taron per la sua forma tondeggiante. Il suo nome, Monte Simeone, conosciutissimo da chi pratica il parapendio e in parte dimenticato da chi ama il trekking. Il motivo è sconosciuto, forse è perché è la montagna dietro casa e quindi è lì ma non ci vai mai. Eppure salire su questa vetta è qualcosa di speciale, un mix esplosivo fra storia e natura. Considerata di primaria importanza strategica durante la Prima Guerra Mondiale, domina prepotente la valle della Venzonassa, la Bella Venzone e tutta la pianura maestosa che si apre sul mare. Le leggende su questa montagna sono tante, da un tesoro sepolto sotto la chiesa da frati briganti a terrificanti storie di fantasmi e lugubri processioni di morti la notte del 2 di novembre. Per chi volesse raggiungere l'altopiano in auto, sappia che deve affrontare ben 28 tornanti e 9 gallerie scavate nella roccia lungo una strada stretta e inquietante. E vi assicuro, pregando Dio, di non incrociare altri veicoli. Io ve lo sconsiglio. Allora, solo da qua guardate che panorama, porcaccia miseria. Buongiorno squadra, quello che faremo oggi sarà raggiungere la vetta del Monte Simeone e poi la vetta del Monte Festa. Un giro molto bello, estremamente panoramico e con un valore storico incredibile. Io ho preso la strada che porta fino su al Monte Simeone, ma mi sono dovuto fermare a metà perché aveva nevicato e in alcuni tornanti ha fatto ghiaccio e neve. Allora, non fatela assolutamente perché è estremamente pericolosa. Io ho avuto la fortuna di incontrare due ragazzi perché mi sono impantanato e mi hanno dato una mano a girare la macchina e a ritornare giù fin dove non c'era la neve, e se non ci fossero stati loro avrei dovuto mettere su le catene, però non fatelo, cioè arrivate fin dove non c'è neve, parcheggiate, se trovate un posto io comunque vi segnerò il punto fin dove sono arrivato e niente, via si parte, adrenalina a manetta oggi. Vedete, andando su i tornanti sono ghiacciati, quindi è molto pericoloso. Lasciate stare. Parcheggio la macchina a quota 1055 in prossimità di questo cartello, seguendo poi le indicazioni CAI direzione altopiano. Allora, come vedete, prima di raggiungere il sentiero si alternano tratti nel bosco e tratti con asfalto. Andiamo su qua, su Marta, su. Allora, prima cartellonistica incontrata, Monte San Simeone, però l'altopiano, sono 15 minuti e adesso abbiamo fatto diciamo che manca ancora 1 chilometro più o meno. Guardate già qua che panoramone. Ok, abbiamo raggiunto l'altopiano e già da qua, ragazzi, no? La vista è incredibile. E abbiamo superato l'altopiano, c'è la seconda cartellonistica e qua Monte San Simeone 1 ora e 20, mentre il Monte Festa, facendo, poi ve lo spiego bene, 1 ora e 10. Lungo il percorso una piacevole sorpresa, conosco Johan con il quale condivido il sentiero fino alla cima. Allora, Monte Simeone raggiunto 1505 metri se non sbaglio, una montagna che a volte viene lasciata in disparte ma che in verità una volta raggiunta la vetta ci regala dei panorami che sono incredibili, cioè avete tutto il tagliamento e Venzone che si vede dall'alto molto bene, insomma, e poi tutte le montagne intorno si spazia fino al mare. E essendo la montagna più alta adesso noi lasciamo qua il sassolino e il gioco lo sapete benissimo, chi lo trova lo porta su un'altra vetta, non tenetevelo in casa vi prego, e scendiamo giù e raggiungiamo il Monte Festa, quindi via si parte perché è inverno, è tardi e tramonto è verso le 4:30, quindi muoviamo il culo. Allora Johan, ti posso solo che ringraziare che abbiamo fatto un pezzettino di strada insieme, abbiamo raggiunto la vetta del Monte Simeone, adesso le nostre strade si separano perché tu torni giù, certo, e io invece prendo il sentiero che va verso il Monte Festa. È stato figo, abbiamo fatto una bella chiacchierata, è sempre bello incontrare gente piacevole con cui salire e appunto conquistare una vetta. Grazie mille. Grazie. Ciao a tutti, alla prossima. Ok, ciao. Grande. Plan dai Purcei è questa la direzione che bisogna prendere per raggiungere il Monte Festa. La prima parte è una mulattiera comoda,
La seconda parte è un sentiero tracciato in nero, però da come ho visto in altri video sembrerebbe molto ben segnalato. E fino adesso percorsone sul Monte Simeone, avete visto? C'è un panorama non da poco, assolutamente non da poco. Proseguiamo e raggiungiamo il Festa. Ok, abbiamo superato la mulattiera e adesso inizia il sentiero, come vedete, puntinato in nero. Sembrerebbe ben segnalato e si va a scendere. Come può capitare nelle escursioni in montagna, bisogna saper dire anche di no. In verità raggiungere il Festa c'è un bel dislivello per poi risalire. Io non sono nei tempi giusti, oltre il fatto che c'è neve e in alcuni punti anche ghiacciato. Ho provato a fare un pezzettino e nella mia testa c'è il 50% sì, 50% no, e quando è così vince sempre il no. Quindi adesso risaliamo, torniamo sui nostri passi. Comunque il giro è strepitoso, andare su al Simeone è stata una figata e il Monte Festa è lì, rimarrà lì per altro tempo e quindi lo affronteremo un'altra volta. Quindi nulla, marcia indietro, ma non mi sento di dire obiettivo mancato, anzi, il Simeone è stata una piacevole scoperta, un'escursione che mi ha permesso di conquistare una cima con un panorama pazzesco. Una volta raggiunta la sommità ci si rende conto, spaziando con lo sguardo a 360 gradi, di quanto la nostra regione sia meravigliosa. Mare, pianura, montagne, tutto lì ai nostri piedi. Ragazzi, siamo super fortunati. Ora, come sempre, vi lascio alla cartina tabacco e ai dati tecnici. Se non vi siete ancora iscritti al canale, fatelo perché prima o poi potremo esservi utili. Zaino in spalla e alla prossima, fate i bravi!